Eccoci, benvenuti. E dunque oggi il nostro focus si occuperà dell'accesso alla facoltà di medicina. Sono cambiate molte cose, ve ne parleremo e soprattutto noi abbiamo voluto intitolare questo nostro appuntamento con i medici del futuro, perché poi sono i giovani che dovranno intraprendere questa importante, fondamentale professione e quindi ci chiediamo come saranno e si attrezzeranno appunto per affrontare quelle che sono appunto le difficoltà e soprattutto anche l'importanza appunto di essere all'interno degli ospedali e comunque vicino a chi soffre. Questo pomeriggio ne parleremo con il professore Pietro Castellino, presidente della Scuola di Medicina Unicity a Catania. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi, con il dottore Alfio Saggio, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Do il benvenuto anche a lei, grazie per essere con noi e spero di avere anche uno studente, insomma la voce anche dei giovani è importante. Intanto vorrei cominciare, perché noi ce ne siamo occupati anche nei nostri TG, con un servizio che abbiamo realizzato proprio qualche settimana fa, un servizio di Lorena Dolci che ci introduce a quello di cui poi discuteremo questo pomeriggio. Può andare in onda. Stop ai test di accesso e addio al vecchio numero chiuso all'ingresso, ma non è un liberi tutti, perché la selezione è solo rimandata di 6 mesi e invece che sui test con le crocette si baserà sui voti, un semestre di fuoco per gli studenti che farà da filtro. Ma cosa prevede la nuova legge che si ispira al modello francese? L'immatricolazione al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà libera, senza quei test di cultura generale, una sorta di roulette russa con alla base una formazione costosissima. Per poter proseguire negli studi però, ed è questa la novità, sarà necessario ottenere un punteggio in una graduatoria nazionale formata sulla base degli esami dati nel primo semestre. La ministra Anna Maria Bernini parla di rivoluzione copernicana e promette di attuarla già dal prossimo anno, ma in attesa dei decreti attuativi, rettori e direttori di dipartimento non nascondono le loro preoccupazioni. Chi non riuscirà a entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica, senza perdere l'anno. La novità riguarda gli atenei statali. I privati stanno già organizzando i tradizionali test di accesso per il prossimo anno accademico. Allora, professore Castellino, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, anche di spiegare a chi ci ascolta. La collega diceva non è un liberi tutti e soprattutto il ministro dice una rivoluzione copernicana. Insomma, è veramente così e soprattutto in che termini? Sì, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Allora, come è stato spiegato già inizialmente dal vostro servizio, c'è una differenza fondamentale, perché adesso per entrare a medicina bisogna superare quello che è un test d'ingresso. Questo test d'ingresso si può fare o al quinto anno del corso di superiori o subito prima dell'iscrizione, però è un test. In questo caso invece ai ragazzi verrà data la possibilità di iscriversi materialmente all'università, alla laurea in medicina, al corso di laurea in medicina, e frequenteranno per 3 mesi le lezioni del primo semestre del corso di laurea. Queste lezioni verteranno su 3 temi che saranno la biologia, la fisica e la chimica e avranno dei CFU, cioè dei crediti formativi come avviene attualmente nel corso di laurea. La differenza qual è? Che dopo questi 3 mesi le lezioni cominciano il 1° settembre e faranno settembre, ottobre e novembre di lezione. Poi a dicembre, all'inizio di dicembre, vi sarà un esame unico nazionale e questo esame poi i ragazzi potranno ripeterlo un'altra volta dopo 15 giorni. Quindi teniamo conto per esempio tra il 4 e il 5 di dicembre e poi intorno al 18-20 di dicembre. Quindi c'è una doppia possibilità. Una doppia possibilità. Però sarà un esame e infatti loro avranno un voto alla fine di questo diciamo, semestre, che poi è un trimestre di lezioni. In base alla votazione che i ragazzi ottengono, prima di tutto devono avere superato, perché almeno 18 devono averlo raggiunto. Dopodiché, in base al voto che loro hanno in queste 3 materie, potranno scegliere di entrare a medicina e l'università che loro hanno scelto, potrà essere Catania, Milano, quello che hanno scelto, o altrimenti potranno essere iscritti ad una
un corso di laurea comunque di area scientifica. Benissimo, ma mi chiedevo appunto questa possibilità dà quindi insomma, garantisce il fatto di entrare qualora si superi appunto questo step dell'esame, perché lei dice non si tratta più di un test ma di un esame. Allora, praticamente tutti hanno la possibilità di iscriversi all'inizio, e questo è un po' quello che credo intenda la ministra quando dice Sì. una rivoluzione copernicana. Dopodiché, alla fine di questi 3 mesi, dovranno fare un esame i ragazzi. Se non superano l'esame, purtroppo non c'è che fare. Nel caso invece lo superino, i migliori 14.000, 15.000, quelli che sarà il numero dei posti, entreranno a medicina, e gli altri potranno entrare in un'altra facoltà. Ho capito. Per esempio biotecnologie, farmacia, Certo. si dovrà vedere ancora un po'. Ricordiamoci che una scienze... graduatoria sarà nazionale. La graduatoria è nazionale, l'esame è nazionale. È nazionale, non è che quindi verrà anche fatto un se esame a Catania diverso da quello di Milano. Sarà un unico esame tutto nello stesso momento. Si prevedono per esempio 500 posti per Catania? Allora, Catania ha fatto un grande sforzo, perché devo dire negli ultimi 4 anni siamo passati da 290 a 500, più 60 per il corso di laurea in inglese. Probabilmente faremo un altro piccolo sforzo per aumentare, però teniamoci intorno ai 500 che mi sembra il numero più ragionevole. Complessivamente in Sicilia saranno intorno ai 2000. Intorno ai 2000 posti, appunto, sì, più o meno. come numericamente. Ci sono le 4 università e poi probabilmente anche una quinta, insomma, quindi ci sono. Certo, sì, si potrà garantire, insomma, i ragazzi saranno tantissimi, perché insomma l'accesso... Ecco, un po' il problema può essere questo, cioè che si stima che il 1° di settembre nelle aule si presenteranno più di 3.000 persone, 3.000-3.500 studenti, perché tutti Parliamo vorranno, solo di Catania. di Catania, Okay. Il che comporta ovviamente qualche piccolo problema logistico. Infatti. Dottore Saggio, a lei convince questo nuovo sistema, questo nuovo criterio, glielo chiedo da medico ovviamente, ma e quindi anche come garanzia per la preparazione di questi suoi colleghi del futuro, insomma aspiranti colleghi del futuro, e soprattutto se invece ci sono delle criticità? Che ha 2 grossi vantaggi questo nuovo metodo. Prima di tutto abolire i test odiosi che ci sono stati finora. Mi ricordo che c'era, fra le altre domande, chi aveva inventato la Mocha Express, cose che non c'entrano niente con... Secondo vantaggio, azzera o abolisce o diminuisce notevolmente di centri di formazione per l'esame di ingresso a medicina, che era estremamente oneroso per le famiglie ed era diventato veramente una forca caudina che tutti dovevano passare. Quindi questi sono 2 vantaggi innegabili che questo nuovo metodo ha. Per quanto riguarda purtroppo gli svantaggi sono molti di più, a mio avviso. E ultimo, ma non ultimo, è l'appello fatto ieri, proprio ieri, sembra fatto in coincidenza con questo evento di oggi che stiamo facendo, in cui il ex ministro alla sanità, la professoressa Cristina Massa dell'Università di Milano, della Bicocca, ex ministro dell'università nel governo Draghi, effettivamente definisce questo nuovo metodo un atto demagogico, perché praticamente lusinga una grossissima popolazione di studenti a poter diventare medici, mentre si sa che questi saranno sempre lo stesso numero che era previsto precedentemente. Quindi ci saranno molte delusioni, illusioni e molte frustrazioni da questo punto di vista. Quindi questi sono i punti più importanti che io voglio segnalare. Un altro punto che voglio segnalare è che questa problematica non risolve il problema della carenza dei medici, perché praticamente ci vuole, come sappiamo tutti, 10 anni per formare un medico tra corso di laurea e specializzazione. Quindi oggi con questo metodo non risolviamo granché, anzi sembrerebbe, ma non voglio essere così sicuro nel dirlo, però sembrerebbe che dalle proiezioni aggraverebbe fra 10 anni una nuova pletora di medici, per cui noi ci troveremo ora per un certo periodo con pochi medici, e fra 10 anni, quando andranno in pensione tutti quelli che dovranno andare, una nuova ondata di medici che non avranno di nuovo occupazione. Quindi è molto 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 discusso e molto discutibile. Sono argomentazioni, professore, che insomma, sono abbastanza anche importanti, penso, no? Lei che le vede dall'altro punto di vista, perché lei è dentro... Delle cose che ha detto il dottore Saggio sicuramente sono giuste.
Allora, bisogna considerare due cose. I ragazzi studiano per questi 3 mesi, però il numero chiuso persiste dopo questi Appunto. 3 mesi. Quindi se bisogna imbarcarsi in questi 3 mesi di studio, bisogna farlo con una motivazione, altrimenti semplicemente per provare, per vedere che cosa succede, potrebbe capitare quello che dice il Presidente del nostro ordine, che poi ci sono una grande quantità di persone che sono disilluse, che hanno creduto di poter entrare senza particolari sforzi, e invece non sarà così. Per quello che riguarda la carenza dei medici, un punto su cui la conferenza dei presidenti di scuole di medicina ci tiene molto è che il numero programmato deve rimanere, perché noi non possiamo in nessun modo liberalizzare l'ingresso a medicina, altrimenti succede quello che diceva il nostro Presidente dell'Ordine, cioè che adesso non risolviamo il problema e poi tra 8-9 anni avremo una pletora di medici che non sono preparati, e questo non lo possiamo fare, anche perché altrimenti perderemo l'equiparazione europea della nostra laurea. Noi adesso abbiamo ottenuto con grandissimi sforzi un'equiparazione mondiale della laurea in medicina, cioè la nostra laurea è valida in tutti i paesi del mondo, tranne che in quelli che non hanno il numero chiuso, perché sono loro a non avere l'equiparazione. Quindi perdere un qualcosa di così importante, insomma, bisogna stare attenti. Assolutamente. Mi chiedevo però, proprio mettendomi dalla parte dello studente, lo studente motivato, non quello che appunto va e prova, ma lo studente motivato che comunque ha scelto questa professione, che sicuramente è una professione anche diciamo impegnativa, non solo dal punto di vista proprio di studio, ma anche dal punto di vista umano, perché è una professione che comunque non si può fare se non si ha una forte spinta anche alla vicinanza con le persone che stanno in difficoltà, che stanno male, stare male, insomma è ovvio che è una condizione umana molto 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 pesante. E secondo lei questo tipo di approccio, questo tipo di selezione, perché è una selezione poi a tutti gli effetti, può già testare questa motivazione? Cioè non c'è solo l'urgenza e la... Guardi, sicuramente è meglio dei test, su questo non c'è, perché questo è un esame su degli insegnamenti che fanno curriculum, cioè alla fine lo studente avrà maturato tra i 18 e i 24 crediti formativi che gli valgono per tutte le lauree dell'area scientifica. Questo per quello che riguarda la formazione. Diversa è la questione della motivazione. Su questo punto, per esempio, con l'Ordine dei Medici si stanno facendo dei programmi molto belli di presentazione dell'area medica e delle professioni sanitarie agli studenti del liceo, e questo l'Ordine dei Medici si è fatto promotore. Infatti volevo chiedere al dottore Saggio, questo è un punto molto importante, abbiamo fatto anche delle cose insieme, una cosa veramente molto infatti volevo interessante. farmi raccontare dal dottore Saggio poi cosa avviene quando entrate dentro le aule, comunque incontrate questi giovani, questi studenti degli ultimi anni. Noi facciamo una cosa bella, però col Ministero dell'Istruzione del Merito, non con l'Università e con la Federazione Nazionale. Facciamo in 5 licei della provincia di Catania delle lezioni assieme ai docenti di biologia degli istituti. Noi mandiamo dei nostri medici, facciamo delle ore che si chiama praticamente curvatura biomedica, cioè percorso biologico con curvatura biomedica. Cioè i ragazzi fanno 30 ore in più di studio ascoltando sia gli insegnanti dell'area biologica sia i nostri medici, che spiegano cos'è la medicina, spiegano tutto quello che c'è da spiegare, in modo da anche fare un'altra cosa importantissima, cioè evitare che qualcuno si possa iscrivere a medicina e poi invece, come si iscrive a medicina e vede di che cosa si tratta, poi si demotiva e si cancella. Quindi proprio per indirizzare e motivare in questo senso. E devo dire che ha avuto un grande successo, e con il professore Castellino abbiamo fatto un evento l'anno scorso molto seguito. Tant'è vero che si parla, nell'ambito di questa riforma dell'ingresso a medicina, di poter creare prima o poi un liceo biomedico accanto al classico, nell'ambito del classico dello scientifico o anche degli studi tecnici, in modo che fin dal liceo gli studenti si possono indirizzare ad amare o ad interessarsi alla medicina.
Perfetto, è arrivato anche un messaggio, perché noi abbiamo anche il feedback con i nostri ascoltatori. Ci chiedono: chi è già iscritto al secondo anno di infermieristica può partecipare al nuovo test nazionale di medicina e, qualora non lo superasse, proseguire regolarmente con infermieristica? Perché pensiamo anche che ci saranno tanti che comunque si... Allora, sicuramente si può iscrivere. Qualora però praticamente non superasse l'esame, e allora dovrebbe poi ritornare al suo corso, però dovrebbe considerare che per un semestre non ha seguito le lezioni, quindi avrebbe comunque un handicap. Perché è ovvio che o si fa un corso o se ne fa un altro, è ovvio. Però naturalmente lo potrebbe fare, certo, potrebbe iscrivere, dovrebbe lasciare, non iscriversi al secondo anno di infermieristica, partecipare al corso. Probabilmente sarebbe anche un po' avvantaggiato, perché comunque ha studiato un anno, ha fatto già parte di queste materie. Io gli auguro di andare bene, quindi di entrare. Qualora non ci riuscisse, poi dovrebbe tornare ad infermieristica al secondo anno, però perderebbe un periodo di tempo inevitabilmente. Un altro telespettatore dice: volevo porre una domanda, con questa nuova modalità di ingresso come funzioneranno i trasferimenti? In particolare mia figlia è entrata quest'anno a medicina a Messina e vorrebbe chiedere il trasferimento a Catania, si può fare come? Allora, i trasferimenti non sono regolati da questa legge. Per fare un trasferimento da un'università all'altra, la prima cosa è che lo studente deve avere maturato un certo numero di crediti, cioè non si può trasferire uno studente che ha un debito di crediti eccessivo. Non li deve avere fatti tutti, ma la gran parte sì. Nell'università che accoglie lo studente ci deve essere la disponibilità di un posto libero per quell'anno, cioè se dal terzo anno di Messina vuole passare al terzo anno di Catania, ci deve essere un posto libero per il terzo anno di Catania, ma non è regolata da questo. Però per esempio per queste cose è importante che sia mantenuto un numero chiuso comunque, perché se noi facessimo poi entrare al primo anno 1000 ragazzi, questi andrebbero a saturare tutta la disponibilità dell'università e non ci potrebbero essere più trasferimenti. Certo, una difficoltà. Allora, noi ci fermiamo, brevissima pausa, poi torniamo di nuovo in studio. Stiamo parlando appunto del nuovo accesso alla facoltà di medicina. Eccoci in studio e dunque stiamo parlando dei nuovi criteri per accedere a medicina. Abbiamo anche Andrea Perla, che è il segretario della consulta degli studenti di Catania. Buon pomeriggio anche a te, posso darti del tu anche per ragioni anagrafiche. Ti posso dare del tu. Allora, Andrea, tu sei uno studente del quinto anno, qual è la tua scelta? Terzo anno. Ah, allora vedi, ti avevo fatto aumentare. Però hai una, insomma, pensi di scegliere di appunto partecipare a questo, a iscriverti? Sì, volevo appunto fare questa scelta, anche se ancora fra i ragazzi c'è una confusione, un mix di opinioni, ecco. Però perché c'è chi pensa che sia un vantaggio, che sia appunto questa nuova modalità sia un vantaggio, per appunto si pensa che sia più tempo per prepararsi, invece c'è appunto chi pensa che la vecchia modalità, appunto l'ansia solo del giorno del test era la cosa migliore, appunto. Quindi tu pensi che comunque è una prova ancora più difficile dal punto di vista anche psicologico? Sì, perché quando io vado un po' nell'ansia, diciamo c'è l'ansia del test, no? Per uno si prepara, fa il test e si sa se viene messo o meno. Invece così si dà ancora quella suspense che appunto ti accompagna per tutto quel periodo fino a quando poi appunto devi andare a fare comunque un test che appunto ti rimettere in qualunque caso in discussione, quindi quel farlo dopo magari dà delle aspettative magari diverse, ecco. Professore, cerchiamo di rispondere anche a questo tipo di quesito, mi sembra anche giusto. Allora, no? Io credo che lo studente ha colto un punto molto importante, cioè quello di prima era un test, cioè si faceva un test e si risolveva tutto nel giro di
pochi minuti, 60 minuti, 80 sì, minuti. infatti. C'era chi prima di fare questo test studiava e, come diceva il dottore Saggio, si doveva affidare a strutture private a fine di lucro, c'è chi provava e vedeva un po' come andavano le cose. Questo di adesso non è un test, è un esame universitario su 3 materie con CFU, quindi è totalmente una cosa diversa, cioè si studia per 3 mesi, si sentono le lezioni, in parte in presenza, in parte in differita, ci sarà un programma molto dettagliato e si deve fare un esame che è un po' diverso dal test, perché nel test le domande insomma erano così un po' varie, ma Certo, diciamo a erano volte molto coerenti, a volte Certo. meno, a volte si sapevano prima, nel senso che c'era una sorta di banca dati delle domande, prima non c'erano, eccetera. Questo invece è proprio un esame universitario ed è tutt'altra cosa. Tutt'altra cosa. Andrea, è chiaro insomma quello che il professore... No, io avevo una domanda, Ecco, bene. ma come il professore appunto come percepisce questa cosa dal suo punto di vista effettivamente, questo tempo che viene appunto è maggiorato, perché appunto bisogna avere più tempo, i ragazzi hanno secondo lei più difficoltà? Scusami Andrea, credo però di interpretare anche questo, i ragazzi anche per i test, come è accaduto prima, si preparavano per tanto tempo, quindi è vero che la prova dura 1 ora, però dietro c'erano appunto lunghi periodi, tant'è che Andrea del terzo anno, già dal terzo anno credo, Andrea, no? Si comincia... Sì, io sono già proiettato nel mondo universitario, forse troppo presto. No, però voglio dire... Comunque soprattutto per medicina ci si pensava per tempo. Qual è la differenza? Allora, secondo me la differenza fondamentale è questa, cioè prima i ragazzi dovevano fare questo test, tutta la preparazione che veniva fatta prima era affidata un poco a un fai da te, oppure a rivolgersi a 1000 possibili società che in vario modo ti preparavano. Quelle società che ti preparavano però non avevano nessun interesse a che tu realmente capissi che cos'era la chimica, la fisica o la biologia. Loro volevano solamente che tu, quando avevi quella domanda, che cominciava con quella parola e che parlava di quell'argomento, dovevi imparare a memoria che la risposta esatta era la seconda. Che cosa volesse dire non era un problema quindi loro. Quasi una cosa mnemonica, cioè un di memoria, come di non capire. Di patente, tanto per intenderci. Infatti. Adesso invece si fa un corso di 3 mesi. Ci sono dei professori universitari esperti che ti spiegano quella che è la chimica, la fisica, la biologia, nei limiti di quello che si può fare in 3 mesi, ma è un'altra cosa. Poi se tu mi chiedi se è tutto perfetto, non ti posso dire così, perché immaginate dal mio punto di vista o dal punto di vista del presidente del corso di laurea che deve organizzare per il 1° settembre l'accesso di 3.000 studenti all'università. Insomma, anche quello sarà un impegno. Non è un problema di facile soluzione. Per cui speriamo che poi logisticamente vada tutto bene, che i ragazzi che non superano l'esame trovino comunque una loro allocazione, per esempio in biotecnologie, in chimica, in scienze infermieristiche, insomma, sono cose da definire. Queste possibilità. Ricordiamo che si può ripetere. Ecco, questo è un altro punto importante. Se non si supera questo esame lo si può ripetere, però lo si deve ripetere l'anno dopo. Quindi lo studente potrebbe trovarsi a ricominciare l'anno dopo lo stesso tipo di percorso. Proprio per evitare che questa specie di circolo vizioso duri in eterno, c'è un limite di 3 volte. Questo vuol dire che si fa un anno, poi si ripete il secondo anno, la terza volta, se non si passa l'esame, non si può ripetere in eterno. Questo è un po' come in Francia. E questo i ragazzi devono tenerlo ben presente, perché se si arriva motivati e si vuole studiare è una bellissima cosa. Ma se uno si vuole andare a parcheggiare lì per 3 mesi non va bene. No, assolutamente. Andrea, allora con queste nuove anche informazioni che stiamo dando, tu sei sempre deciso a iscriverti? Vabbè, diciamo che allora avrò tempo, certo, però ancora. si sono proiettato su questa scelta. Però non so se cambierò idea. Però io sono più dal team di questa nuova modalità, perché appunto secondo me si va a capire più anche se uno è portato o meno, perché si va a capire effettivamente di cosa si parla. Quindi si va a capire meglio, ecco, si ha più chiarezza nel po'.
Ho capito, sia più chiarezza, anche Posso? se... Sì, dottore Saggio, intervenga invece, perché penso quello di cui... Volevo dire che nell'ambito degli svantaggi di questa nuova metodica, purtroppo c'è proprio quello che focalizzava il giovane futuro collega. Praticamente, mentre prima si sapeva se si entrava a medicina subito, oggi lo sai ad anno iniziato, quindi perdi un anno se poi non viri verso un'altra facoltà paramedica. Ha capito? Per cui praticamente questo devo dire che è un grosso svantaggio, perché prima i test di ingresso si facevano prima e si sapeva se tu eri entrato, in modo che eventualmente ci sono degli ottimi ingegneri, degli ottimi avvocati che sono medici mancati, però non hanno perso un anno perché hanno cambiato immediatamente facoltà. Oggi invece per cambiare facoltà perdi un anno, o in ogni caso se vuoi riprovare perdi un anno, quindi questo è veramente un grosso handicap per questa metodica, secondo me. Seconda cosa, il giudizio della conferenza degli studenti universitari e sia quella dei rettori purtroppo danno giudizi negativi su questo nuovo metodo, anche perché devo dire, e poi vi taccio, che la ministra parla di una tabù che viene sfatato, cioè quello del numero chiuso, e tant'è vero che ricorre a una formula stranissima, molto creativa, chiamandolo numero aperto progressivo, quindi è un numero programmato che viene chiamato numero aperto progressivo per non dire che si deve parlare, si deve cambiare il termine. E vabbè, e appunto ci sono anche vedo molta confusione e poi volevo chiedere una cosa al professore Castellino, che so quanto è rigoroso e quanto tenga al dettato costituzionale. Veloce perché siamo quasi in chiusura. Sì, sembrerebbe che il corso, come lui già stesso accennava, dell'insegnamento sia standardizzato in tutta Italia, togliendo l'autonomia a ogni università. Può essere questo, è vero? Allora, la questione è delicata, nel senso che ogni università potrà organizzare i suoi corsi, avrà i suoi docenti. Quello che sarà standardizzato è praticamente il programma, cioè ci sarà un programma molto dettagliato, tecnicamente si chiamano syllabus, che sarà lo stesso in tutta Italia. Però, come faceva giustamente notare il dottore Saggio, non è possibile fare un unico corso nazionale, non si possono fare delle lezioni nazionali, perché ogni università deve avere il diritto di organizzare i corsi come meglio crede, e poi dobbiamo comunque mantenere teoricamente la competizione tra le università, perché potrebbe darsi, e poi finisco, che tra 3 anni si scopra che quelli che fanno il corso a Catania, perché anche tutti e 3.000 potrebbero entrare da Catania, 500 a Catania, 500 a Messina, 500 a Milano per esempio, che l'Università di Catania è molto più capace delle altre a preparare gli studenti e altre università lo sono meno. Quindi poi si creerà in questo momento un poco di, diciamo, di tra virgolette competizione tra le università, però non si può fare una cosa uguale in tutto. Quindi proprio per il motivo, la specificità per ogni ateneo, assolutamente, perché come diceva il dottore Saggio non si può fare un unico corso nazionale per tutti. Questo è anche una cosa non da poco. Ultima battuta in chiusura, Andrea, la do a te, insomma, gli studenti che vogliono cimentarsi, cosa vuoi dire? Gli studenti credo abbiano bisogno di qualcuno che li informi su queste nuove modalità nel dettaglio, perché vedo tanta confusione, e però così secondo me va a virare anche la scelta, perché vedendo i ragazzi magari confusione, non capendo magari le situazioni, la loro scelta secondo me non vorrei venisse alterata, ecco. Cioè, non so se ho reso però secondo me vuole qualcuno che effettivamente li segui e faccia capire queste nuove modalità, perché sono nuove appunto. Ecco, e noi stiamo cercando di fare proprio questo, dedicheremo forse anche qualche altro focus, così più informiamo, perché tra l'altro sono arrivate anche tantissimi messaggi nella nostra chat, proprio a dimostrazione che l'argomento, insomma, è un argomento che interessa molti, soprattutto anche perché ci sono molte perplessità. Quando una cosa è nuova anche desta non solo perplessità ma anche curiosità. Io mi devo fermare qui, ringrazio intanto il professore Castellino, il dottore Saggio, grazie per essere stato con noi, e ovviamente in bocca al lupo per tutto ad Andrea Perla e a tutti gli studenti che ci seguono, soprattutto perché il futuro
appunto è loro. Grazie anche a chi ci ha seguito.